Benvenuti, oggi è domenica 2 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 8:25 e cala alle 23:02. Oggi è il giorno di San Bernardino. Il nome Bernardino è diminutivo di Bernardo, che viene dall'antico tedesco e significa orso coraggioso. Il suo numero fortunato è l'8, il colore è il viola, la pietra la cornalina e il metallo il mercurio. In Italia l'amato carciofo viene preparato in vari modi. Da Roma a Catania ognuno ha la ricetta giusta per renderlo unico. Un'icona indiscussa della nostra terra è sicuramente il cacocciolo alla brace, ma ci sono anche altri modi per utilizzarlo. Per esempio si può preparare un infuso con le sue foglie. È da sempre usato nella medicina popolare grazie ai molteplici benefici per il nostro corpo. Infatti stimola la funzionalità epatica, renale e intestinale, favorisce la digestione e contribuisce all'eliminazione delle tossine da parte dell'organismo. Compie oggi 62 anni Alba Parietti, showgirl, cantante, conduttrice televisiva, opinionista e attrice. La popolarità è arrivata nel 1990 con la trasmissione calcistica Gala Gol su Tele Monte Carlo. 2 anni dopo ha presentato il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo. Tra i suoi compagni ricordiamo Christopher Lambert e Cristiano De André. Non possiamo dimenticare le sue apparizioni in film come Abbronzatissimi e Il macellaio, quest'ultimo ambientato a Palermo. Auguri anche al giornalista Michele Santoro, che oggi compie 72 anni. Alla Rai ha condotto programmi come Samarcanda e Tempo Reale. Quindi il passaggio a Mediaset con Moby Dick e il ritorno alla TV pubblica con Sciuscià, che nel 2002 gli ha attirato il famoso editto bulgaro dell'allora premier Berlusconi, che decretò la chiusura della trasmissione. Dopo una parentesi come europarlamentare è tornato in televisione con Anno Zero e Servizio Pubblico. Infine auguri per i 47 anni di Alfonso Bonafede, ex ministro della giustizia nei 2 governi Conte. Nato a Mazara del Vallo, vive a Firenze dove svolge la professione di avvocato civilista. È entrato in politica con il Movimento 5 Stelle. Una compagna di viaggio indispensabile durante i viaggi lunghi, che ci intrattiene con la sua musica, i suoi programmi e molti dei più famosi conduttori hanno iniziato proprio grazie a lei. Stiamo parlando della radio, un'invenzione tutta made in Italy. La storia racconta che un colpo di fucile venne sparato in aria per segnalare che l'esperimento era riuscito. La prima trasmissione telegrafica senza fili avvenne tra la villa di Guglielmo Marconi e la collina di fronte in Veneto. Il 2 luglio del 1897 lo scienziato brevettò a Londra questo rivoluzionario sistema di comunicazione. Allora, giuro che non si tratta di una lezione di fisica, ma voi sapevate che un'arancia intera è in grado di galleggiare sull'acqua, ma se togliete la buccia affonda? Questo accade perché la scorza è impermeabile e proprio con la buccia si possono fare tantissime cose. Vi stupirete nel sapere che un'imprenditrice catanese ha trovato un modo creativo per utilizzare gli scarti delle arance. Ha sviluppato infatti una tecnica per ricavarne tessuti pregiati che vende poi ai top brand di tutto il mondo. Diamo ascolto alle parole di Marco Amato e scopriamo che cosa ci riserva l'oroscopo di oggi. Buongiorno ai 12. Oggi è una domenica di grande iperattività, proprio perché Saturno e Giove faranno da padroni. Anche se la giornata è dedicata teoricamente al riposo, i segni zodiacali muoiono dalla voglia di progettare. Ariete, progettare e riprogettare un'estate, una vacanza, un momento di sospensione che vi fa dedicare all'amore. Ecco, i vostri intenti sono questi. Oggi avrete la chiarezza che volete stare bene. Toro, la chiarezza che inseguite ha tutta a che fare con i piani lavorativi e l'organizzazione delle vostre giornate. Volete un po' più tempo per voi stessi e soprattutto più spazio per l'amore. Quando Venere e Marte finiranno la loro quadratura, tutto ciò sarà possibile. Nel mentre pazientate. Gemelli, Marte e Venere oggi tornano a essere amici, a dialogare con voi, magari assistendovi soprattutto a quelli della terza decade e nuovi incontri e nuove passioni. Ottimo per i single e per le coppie già collaudate. Si rinverdisce un po' il sentimento.
Cancro. È una giornata molto bella oggi e sembrate serie e in vena di fare promesse anche per il futuro. Beh, gestitele bene e cercate di dare propositività ad un rapporto in crescita. Leone, la giornata di oggi vede brillare Venere e Marte con una luna che li trascina lontano. È probabile che molti di voi viaggeranno, faranno un piccolo spostamento, ma sempre in compagnia della passione e dell'amore. Oggi è una splendida giornata anche a livello emotivo. Vergine, la quadratura della Luna continua ancora e i flussi zodiacali vi fanno desiderare di stare un po' più a contatto con la natura e con le cose semplici. E beh, è un'attitudine assolutamente da seguire e che vi si confà molto. Forse avete capito che una persona non prova per voi quello che voi pensavate, è il caso di farne una ragione. Bilancia, la giornata di oggi è decisamente molto dinamica, in vena di follia, di partire, ma anche di essere divertenti e di trovare amici con i quali condividere del tempo. Probabilmente oggi qualcuno vi dirà qual è la parte migliore di voi. Abbaiate sempre e siete tornati di nuovo a brillare. Scorpione, giornata oggi che prevede un bel regalo. Probabilmente ci sono tutta una serie di distensioni planetarie che vi permettono di sperare un po' di più in amore o di sentirvi comunque più in pace con le relazioni. Sagittario, la giornata di oggi gode di questa luna ancora splendida nei vostri gradi, corroborata da un passionalissimo Marte e una Venere che vi faranno passare quella che al cinema era una lunga domenica di passioni. Capricorno, giornata ancora un po' emotiva, ma con grande volontà di trasformare e cambiare tutto quello che vi fa sentire ostacolati o negati. Probabilmente sta maturando in voi la convinzione che volete cambiare le vostre condizioni di vita per inseguire quello che veramente sentite. Acquario, splendida è la luna per voi ancora oggi e vi dà anche un appoggio da Marte e Venere che da un po' di tempo non trasmettevano, visto che sono in opposizione. E se oggi anche voi vi addolciste un po' e foste più romantici, beh, sicuramente Saturno e Giove vi faranno maturare che anche in amore sarebbe carino mettere posa. Pesci, giornata ancora con una luna in quadratura, ma meno rigida delle altre giornate. Nettuno vuole farvi andare indietro con la mente e ripercorrere alcuni dolcissimi ricordi che fanno parte del vostro vissuto. Probabilmente un po' di emozione oggi. Condusse una vita avventurosa, si sposò 4 volte, ricevette il premio Pulitzer per Il vecchio e il mare e vinse il Nobel per la letteratura. Nonostante il successo professionale, Ernest Hemingway era un uomo inquieto. La sua depressione lo portò il 2 luglio del 1961 a togliersi la vita sparandosi un colpo di fucile alla testa. Se siete delle persone un po' sbadate o goffe, vi sarete sicuramente sentiti dire «sei come un elefante in un negozio di cristalli». Quante volte me l'hanno detto i miei genitori. In inglese invece si dice «to be a bull in a china shop», ossia essere come tori in un negozio di porcellane. Infatti china shop non si riferisce a un negozio cinese, è un'attività di vendita di porcellane. Su Sicilia Play trovate tutte le puntate dell'Almanacco e non solo, basta cercarci su YouTube. Il matto di oggi è Giacomo Balla, abbraccia il movimento futurista e adotta il nome Futurballa. Dopo la morte di Boccioni diventa il principale rappresentante del movimento fino al 1930, quando abbandona tutto per tornare alla pittura figurativa. È un vero innovatore, affascinato dal movimento e determinato a catturarlo sulla sua tela. I suoi quadri sono pura energia e dinamismo, ma non si ferma alla pittura, sfida le convenzioni della scenografia, della moda e dell'arredamento. Ecco, il suo capolavoro, il vestito antineutrale, audace, asimmetrico e pieno di colore. Anche la sua casa riflette la sua creatività, con pareti e mobili dipinti di vivaci sfumature. Balla è un vulcano di genialità, pronto a esplodere in ogni forma d'arte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il sesso è l'unica cosa che può smuovere un uomo. Vi auguro una serena e felice domenica, ci vediamo domani, sempre su questi schermi.